la prima grandine a Jesolo, cioè prima, dopo tantissimi anni, speriamo bene, non faccia danni. Porco cane, non mi buca gli oblò. Come? Questo era quello nuovo. Vabbè, speriamo bene. Oggi girano tante personaggi strani. Io con questa posso guardare fuori, in più è anche una dashcam, quindi registra H24. Siccome ormai ben sai l'Italia è morta, prenditi oltre ai 1000 dispositivi di sicurezza anche una corda per legarti la portiera, le portiere quando dormi. Ovvero poi ci sono anche ladri che ti passano per le finestre, però insomma è comunque una cosa in più, no? Istugane. Quanta bellezza, quanta bellezza in un cane solo. 5:30 del mattino, perfino il bar è chiuso, ma c'è di peggio. Praticamente oggi dovevo portarti con Valentino a fare un giro stupendo su una strada stupenda e costeggiare tutto il lago di Garda e andare sulla vabbè, su delle cose che poi sicuramente col telefonino ti farò vedere. Mi dispiace per la strada. Cosa è successo? La micro SD della GoPro l'ho messa sulla nuova Toto X10 e quindi io sto ancora aspettando che mi arrivi la scheda SD per la GoPro che ho ordinato, quindi sono senza GoPro, me ne sono accorto adesso che non provo ad accenderla. Una cosa, nella Sony, ma che casino c'è qua dentro, in moto deve essere un casino a maronna dentro sto camper. Uso la micro SD della Sony, la quale contiene i video della video recensione della Toto, quindi tazza che mi è venuto anche in mente anche quello, se no abbiamo fatto tanto il video qua e là e dopo andiamo a perdere tutto. Prendo la micro SD e partiamo. Infatti io qua dovrei avere, eccola qua, con adattatore perfetto. Certo io non è che vado via per fare i video, da un giretto del genere, no, li avevo già editati, meglio, via, eccoti, sì, perfetto, via. Arewa 1, Arewa un altro. Sto qua Fioile Valentino. Ciao, ciao. E sta qua è Peschiera del Garda, mi sembra anche giusto dire dove siamo ogni tanto. Sì, esatto, da come avrei brillantemente dedotto, questo è il lago di Garda. Sì, come l'ho già detto già con un accento lombardo, questo è il lago di Garda. Facciamo tutta la parte del Bresciano, perciò la costa ovest del lago di Garda, da sud a nord. Ti vorrei top mentre lui dice da sua nord. Giusto. Ci fermeremo nei vari paesini, da Salò a salire, anche Sirmione, bello, non serve perché si piena le Vecciotti. Sirmione, che c'è anche un'area camper a Noto lì. Salò, Gardone, Riviera, dopo che sono tutti i paesini sulla parte più stretta del lago, che sono stupendi, poco turismo soprattutto, molto meno conosciuti, e dopo torniamo giù dalla parte est del lago, da Limone si va su riva e tutto a scendere da Malcesine fino a Desenzano praticamente. No, dopo? Sì, sono in su. Comunque, pensavo che fossi già stato a Desenzano. Sì, ma no in moto, in camper, macchina, tante volte. E era un baretto che... qua che t'ho fatta. Scarso mi ricordo, ma sono venuto anche da recente in bici perché... cos'è che era?
che se arrivai dal lago dell'Edro, se venivi zoppa al lago de Garda e si costeggiava una parte del lago de Garda, ma non mi ricordo che città era, Riva de Garda, Polessa. Sì. Mentre Desenzano che venivo sempre disencondavo al Gardaland, oppure anche a Cussì per fare un giro al lago de Garda. E non so, bello, io era un localino strafigo su 2 piani, adesso vabbè se io varrà cambiare destino 200.000 volte, andavo sempre là. Beh, ma in me qua del locali, qua, con tutta la movida che si fa, Sì. tutta la gnocca che gira, tante Sì. femmine rifatte. Prima che sia footing era invece, aspetta un attimo che documento sta roba. Allora Valentino mi ha detto che qua le piende putanoni per i magnaschei, no? Sì, E io ho notato, dopo quello che mi ha detto sta roba, il mio cervello ha fatto l'associazione perché ho visto tante signore di 60 anni anche in su tirare come varate. Cioè, vabbè, tu tirare, boh, che fai a footing là, cosa fai? Che fai a corsa, eccetera. Mi pensavo, guarda che figa in tal senso come te vedi un Ferrari, perché dopo Alessia mi ascolta. È un giro grosso di prostituzione. A parte la prostituzione, mo dite ora invece e se tira in qua perché sennò il marito va a puttana. Sì, per forza. Cioè, quello è il ragionamento che ha fatto il mio cervellino. Don't wanna lock me up inside lithium. Don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my soul. Sì, grande. E che ho un problemino fisico e che ti non te posso averlo. Praticamente, siccome ho una tega grande così, mi tocca stare distante dal serbatoio e ora canso tutto scomodo, non riesco. Quando sei che sei grande, così. Ringrazio Valentino perché si sta fermando in tutti i posti tattici e gratuiti per mettere il camper. Tu mi dici non ci si sta, no un cazzo, tu col camper devi cercare sempre, guarda quell'angolo lì, vedi dove puoi sporgere col culo, qui sei attaccato al lago e poi dovrebbe esserci un bel paesino qua sopra. Dov'è che siamo qua Valentino? Manerba. Aspetta che il te descrive turisticamente la zona del lago di Garda. Allora, cos'è che mi avevi appena detto? Che dalla parte da Desenzano a salire, soprattutto da Salò in su, è molto meno turistica che la parte del Veronese. Perciò da Riva del Garda a scendere. Quella è la parte, anche Limone, quella è la parte più inflazionata del lago, perché è pieno. Qua siamo già fuori? Sì, qua siamo già difatti fuori. notavo, ho detto cazzo, siamo attaccati al lago e sti parcheggi gratuiti. Cioè, Sì, perché qua c'è poco. Il lago de Garda del solito lì. Conosciuto soprattutto. Infatti prima quando c'era la musichetta sono passato davanti a un campeggio, ti ho fatto così della serie, vai a vedere quanto costerà quel campeggio là andarci in camper. Te vai in albergo, te conviene? Non ho visto niente. Ah, che forte, madonna è ghiacciata. E lì c'è anche il rubinetto, aspetta che adesso anche mi segno. Per quello che ti ho detto non vedevo l'ora di andare a puntinare in moto, perché mamma mia, ma quanta bella è, Dio caro. Cioè tra io e il culo di Alessia mi sono innamorato più di moto ormai. Ma perché appunto puoi andare in quei posti che mai ti penseresti di andarci in camper, di provare stradine, entrare, fare, brigare. Go. Perché è veramente bello. Ah. A San Felice del Benaco, guarda che siamo tra i dovi del lago e Garda. Facciate un po' che te vada Dio, perché dopo a casa te segni tutti i posti bei da vedere come faccio mi. Io dopo clicca e naviga. Amico, tutti. Ma no, ma sta a vedere tipo una cesetta spersa in mezzo a niente. Bellissimo sto santuario. Sì. Ma che aro che non le sia.
Guarda quanto paese sti pure qua. Zeppin qua. Cosa all'ordine dei carmelitani? Era tutti ordinai, vedi tu? Tutti ordinari. Guarda anche le careghe come che ha messo ordinai. Anche le piantine, anche i cervi là. Cos'è questo qua? Per un capibara, non c'ero? Questa roba qua. Bello. Io dico sempre, devi andare oltre le religioni. Queste cose, queste chiese, questi duomi, queste basiliche, queste cattedrali, questi bla 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 bla. Ah, io devo registrare qua proprio. Sono comunque degli edifici che richiamano una bellezza architettonica, quindi un qualcosa di estetico, che sia in accesa o che sia un pozzetto dell'acqua, cazzo c'entra, è comunque un qualcosa di bello, di curato, di costoso, anche perché, oh, dita fra me e te, queste robe qua paghiamo noi altri, godete. E ora aspetta che fermo con il TikTok là, cos'è che ti dita che lei qua? Gardone Riviera, provincia de? E Vicenza. Dai, ho in figa, de Brescia? Brescia. Bisogna che torno a parlare bresciano. Ho parcheggiato lì la moto, pota, figa. Bello. Bello, bello, bello. Sì, guarda l'entrata al Grand Hotel. Chissà tu perché è il Grand Hotel? Perché il tacca da qua arriva fino alla via. È sempre bello. È il lago de Garda. E tu? Pensa che dice che è anche famosa perché è anche una isola, sai tu? Perché i personaggi famosi, no, gli attori, chi si fa a villa qua, ma se mica pianto il camper qua, che ciao a tutti, Dio caro. Il lago è comodo comunque qui. Ah, il lago è comodo, vabbè, Dio caro, dai, sempre laghi e sempre tocchi d'acqua, porca troia. Anche perché a fine spende tanti miliardi, guarda, mi entro qua col camper, ho avuto che zappe, 80 euro e multa, 150 e basta, mica 150 euro go a casa in riva, anzi guarda, posso mettermi anche qua al lago. Ma aspetta un attimo Valentino, ti ricordi il nome di questo posto? No? Sì? Riviera Gardone. Ah, l'avevamo appena detto, è vero. Questo è il paesino, adesso non so dirti dove puoi parcheggiare col camper, perché sai che in questo canale mi guardano tanti camperisti e quindi io quasi tutto quello che faccio quando vado in giro, intendo, lo faccio con un occhio di riguardo per i camperisti, ossia, ho qua, ma dove metto la casa per riuscire a vedere questa roba qua? Metti che non ho una biciclettina dietro, un monopattino, robe del genere, come faccio ad arrivare qua? Questa è la domanda. La risposta non so, cioè non è che posso fare sempre a papetta pronta ogni volta, porca troia. Ti faccio vedere il posto e se ti piace magari cerchi guarda che spettacolo, cerchi nelle mappe un posticino vicino, come faccio, guarda il cormorano, come faccio io quando faccio le pre-puntine. Vabbè, parti scherzi, non è un lavoro, ovvio che faccio di tutto per trovare i bei posti, ma se non ne ho l'occasione non è che vado neanche a sbattermi più di tanto, cioè siamo in giro, esatto, basta, se godemo il giro, insomma, ecco, prossima occasione come quelle che abbiamo avuto prima, i posti li puntiniamo. The stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. E aspetta che condividemo un queste informazioni, tanto facciamo anche il sponsor al San Felice, tu. Poi ne darà mancetta sotto. E allora che questo è il Vittoriale, ok? Ma questo cosa? Lo vedremo da adesso? da sopra. Da sopra. Mi sa che sei a pagamento. È una cosa dove mi diceva Valentino, fanno anche dei concerti. Che bello cos'è il paesino qua. Faccio vedere un attimo. Guarda che faccio anche il TikTok. Per fare il TikTok t'ha da dire che il paesaggio mozzafiato, cioè praticamente te sei asmatico per fare il TikTok. Sì, bello. Sei crucchi qua, Adrio, che fortunai che io veda ste robe. Perché loro noi a mia ste robe qua così vai. Porca miseria. Guarda che misteri, col cavallo blu, vedi tu?
Tutte sedie. Ah sì, tipo coso, cos'è il nome? Ti fa spettacoli, Ah. concerti. Beh, ora i gerani, non ora i gerani, vedi tu? Ya dai da bere, guarda come tutti rinsecchi. E qua vedi il lago di Garda. E dopo là c'è la statua del D'Annunzio. Ma perché? Cioè, l'è morto qua, viene su qua. Perché ha vissuto qua. Ah, ha vissuto qua, sul lago di Garda. Grazie a Mussolini. Perché dici? Perché Mussolini voleva che stasse qua. Ah, lui comunque era nativo di qua. Non lo so. Vabbè, taglia quello che l'uno sa un Mera caso. ignoranza. Esatto, questi famosi, quei sempre dei TikTok, quei sandaetti, vedi tu in alta montagna, e dopo te vedi gli soccorsi che ivan avanti in Rio, su e su come a pelle il beat. Quella gialla è a casa del D'Annunzio. È brutta? Cioè, concettualmente è bella così a ferro del cavallo, ma per resto aspetta che zoom anche a casa. Guarda qua. Sì. Guarda che bei posti che ne consiglia Valentino. Guarda che le anche il rubinetto dell'acqua. Se vuol venire su pescare qua. 50 metri. Ma questa si è accesa? Guarda che le anche la console del prete qua. Guarda che ho vista, sì. Lui ha vista al lago, buongiorno signora. Guarda che figata, Dio caro. Bello? Questa qua c'è una vecchia limonaglia, vedi? Dove veniva? Difatti. Bello. Adesso che cazzo anche una foto qua, fiori. Guarda che spettacoli. Scusatemi il video lungo, ma merita. C'è poco da spezzettare qua. C'è da mettere un attimo da parte il deficit e l'attenzione. C'è da provare a sperimentare l'immedesimazione. Provare a essere in questo posto, tenendo sempre a mente che ci puoi venire anche tu, perché le puntine a quello servono, no? Far vedere che altri che vado di qua o vado di là, e per fare vedere gli altri guarda cosa c'è e come puoi arrivarci. Il discorso di prima, in camper non so più dirti, però insomma la vita è una, se non trovi vai in un campeggio, in un'area camper. Oddio, magari campeggio, magari no, o te vai in Mona anche, però non te vedi il posto, cioè tu capio. È vero che sto usando un telefonino e non una reflex o chissà quale altra diavoleria tecnologica, però le foto no, non rendono. Cioè, ho fatto 2 foto qua al posto e mi viene veramente da cancellarle, cioè non rende assolutamente quello che sto vivendo io nella realtà, la piacevolezza dei colori, della profondità, gli spazi, perché in fondo c'è un bel panorama, sì, ma per quanto? Per quanti chilometri? Cioè è tutto bello qua, è quello che colpisce, è quello il bello, non è solo un angolino tipo le piramidi e dopo te giri e sei squasse e metropoli. Siamo sempre qua adesso, comportate bene, fate me giro piano se non te imbriaghi, te porto dentro, veda un attimo in velocità il santuario della Madonna del Carmine, che è questo. Sì, fa freddino, era molto più bella la cesetta di prima. Quella di prima era più Sì, quella che si dobbiamo fermare. rosa, anche questa Che mi volevo pissare in tel parcheggio ti te merito, no? guarda che bei che sei gli affreschi. Sì, guardi anche a casa gli affreschi. È una tappa che ovviamente, dopo il solito discorso, ognuno va ai suoi gusti, però credo che a volte ci siano delle cose che godono di una bellezza oggettiva, quindi te puoi avere i tuoi gusti finché te vuoi, ma sto posto se bello, punto e stop, o no? Io. Oh, Kingston Town, the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely Sai che ne porta ombre sui porti professionali. Ovviamente hai appena visto la strada, sti posti qua in camper? Assolutamente no. Cosa significa sto parcheggio? Ovviamente non te lo segno. Bellissimo, ma c'è proprio follia pura. Allora, e questo può essere uno spunto di riflessione, ossia che anche i ricchi mette roba fuori a asciugare. Cosa che vuol dire sta roba? Non so, non sto domandando. in Kingston Town.
l'ennesima osteria. Ma prima di dite l'ennesima osteria, vediamo se fanno bene da mangiare, perché ultimamente quelle recensioni di Google Maps bisogna stare molto attenti, ma non perché sono false, te lo dico perché ci lavoro, ma perché c'è veramente gente che non capisce un cazzo. Cioè posti, non dico che la roba faccia da cagare, ma veramente mediocri, cioè di essere proprio, non so, la pizza è proprio nulla di che. Te leggi i commenti, pizza fantastica, qua e là, porca troia, fioi, dopo ci vai tu e ovvio che ti incazzi perché hai alte aspettative. Aspetta, sì, esatto, palme tipiche, voglio far vedere sto scorzetto, guarda che bello. Qua palma e colline, che aspetta in montagna e a casa in costruzione da Dio. E ora, siccome i teenager che fanno i video a mangiare, non so se è tipica cotoletta qua, no, se roba del Milano, non c'è un cazzo qua dove che siamo, però vabbè, cotoletta in questo caso la fanno di suino, con porcini e grana e Valentino alla pizzaiola. Mi è venuto il dubbio sul tipico, perché ho visto una pagina di menù solo per le cotolette, allora mi sono fatto la domanda. Sometimes I Photoshop my pictures. I get really picky with my hair. Sometimes I see people talking about me, but I don't really care. But the truth is that I really do. I bought some shoes that make me taller. I love to walk around designer stores like Gucci. I love to eat at fancy restaurants that I pretend I can afford. But the truth is that I really can't. I don't care about Instagram likes. Yes, I do. I can sit alone all night. No, I can't. Text me. If you got a problem, then let's fight. I don't want to fight. But either way, I think I'm really, really cool. But the truth is Ecco, capito? Se Valentino sta dicendo come faccio a smettere di fumare, Se quando che sei un tuo amaro le persone al mondo così. Adesso guarda veramente è una roba indecente. when I'm around you. When I'm around you. When I'm around you. Pretty girls make me anxious, 'cause I don't know what to say. So I tell them I'm a pop star with an album on the way. But the truth is I make videos. I drive a green Lamborghini that I borrow for the day. I take pictures flying first class when I get a free. è che avevo mica il navigatore. Infatti, comprate il porco qua, SP Connect, guarda che bike lì. Lì anche in Europa, arrivi tu fare 7,2 km. Madonna. E ora andiamo qua. Del genere, Bello. tutto sul dritto. Ah, che dove andiamo adesso? Sì, dopo prima devo fare benzina. Ah. Camminato per le strade col sole dei tuoi occhi, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara, che bella quiete sulle cime, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore per questo bel dolore, ti prego lo sai, solo
Mamma mia, guarda che spettacolo. Sì, Beati, sì, beh dai, anche il panorama. Volevo spendere un appunto, faccio il decreto sicurezza anche a me. Non so se magari anche a Valentino l'ha notato, nelle gallerie non illuminate, per nulla illuminate, io ho trovato parecchie biciclette senza un minimo di carta rifrangente, fare niente, è suicidio, cioè guarda traffico che l'è, cioè. Perché visto che te l'ho fatto a Freccia più di qualche volta sono passato Non mi sono accorto per avvisare. Difatti dicevo che cazzo cosa. No, ma è follia pura, c'erano anche sti qua. Cioè, va con questi bike, ma non c'entra, con queste bici, senza carte rifrangenti, senza lucette né niente, in queste gallerie che, ripeto, non sono illuminate. Fioi. Sì. Se non lo si era capito, stiamo facendo il lago di Garda. Guardate a tipo a pecorina mentre dico facendo il lago di Garda. Infatti a me ha distorto a mente, devo dire, facendo il giro del lago di Garda, non facendo il lago di Garda. Questa è una moto seria. Quando io vedere Cos'è? Zasso? Cos'è che roba là? due tette, Dove le tette? cose, appena Guarda un passare culo, sì, quello via però. Chicca, Ah. quando vedo un bel seno sono sempre piacevolmente colpito. Anche al giovedì? Anche al mercoledì. Quindi proprio sempre, proprio. Ranera, vedo. Una senanera, qualsiasi senanera, trentina, e salire su a dire avevo da mangiare. Aspettate, faccio vedere anche i piedi perché tanto ho deciso che non mi verso li fan se ora posso. Guarda, anche a tutti devo far vedere i piedi. Tranquillo. Anare qui, Anarotti. Dai da mangiare, ora visto il capo col panetto lì. Che stava che roba là dito. Beh, usi il gatto. Tosati, prima che non femo brutte figure che se desmenteghiamo, salutate Valentino e ringraziate. Ma ciao. She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's so